Salute a tutti. Urbi et orbi furono le prime parole che Papa Pio XI riuscì a pronunciare affacciandosi alla finestra esterna che dà sulla piazza di San Pietro, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio avvenuta il 7 giugno 1929. Essendo il primo sovrano del nuovo Stato della Città del Vaticano, grazie ai patti lateranensi firmati con il governo italiano guidato da Benito Mussolini, con voce rotta dall'emozione, diede la benedizione e impartì l'indulgenza plenaria. Tale dono era proferito alla città, urbi, e al resto del mondo, orbi. Urbi alla città è nella lingua latina il dativo complemento di termine di urbs, sostantivo femminile della terza declinazione, che significa tra gli altri città. Orbi al mondo è il dativo complemento di termine di orbis, sostantivo maschile della terza declinazione, che significa tra gli altri cerchio, inteso come territorio del circondario più ampio della città, che poteva arrivare al resto del mondo. Le uscite in i del dativo sono uguali alle corrispondenti greche. L'ablativo singolare urbe per urbus e orbe per orbis avvicina la lingua scritta a quella parlata. Fino a quel 7 giugno del 1929 i papi succedutisi all'evento della breccia di Porta Pia 1870, che avevano perso in guerra lo Stato della Chiesa, si erano affacciati sul cortile interno della loggia per mostrare al mondo che erano prigionieri entro la loro città murata. In altri contesti solenni, Marco Porzio Catone ricordò al mondo orbi che si era rivolto alla parte sana e pura dell'urbi o città per scongiurare la ellenizzazione della lingua latina da parte degli Scipioni. Costoro si macchiarono di tradimento nei confronti del verbum dei padri pennati. La potentissima famiglia dei Corneli Scipioni acclamarono Livio Andronico durante la cerimonia per i festeggiamenti sulla vittoria dei Cartaginesi nella prima guerra punica. In quel 240 a.C., questo schiavo greco catturato a Taranto e ospitato nella capitale della gens Livia come un liberto d'onore, davanti alle maggiori autorità della città presentò la sua prima opera in lingua latina comune, che Tito Livio chiamerà qualche secolo dopo nella sua Ab Urbe Condita, con l'addizione irregolato componimento, vale a dire lingua di Stato. La lingua latina comune non cadde subito nello sfacelo, come era accaduto all'impero, poiché venne abbracciata da una nuova religione chiamata cristiana, che aveva messo radici a Roma dopo essere emigrata dalla Palestina. Roma caput mundi, Roma capo del mondo, diceva l'alto clero di Cristo, ripetendo più o meno la frase scritta da Tito Livio. Roma caput orbis terrarum sit, Roma capitale del circolo terrestre sia. Il latino comune non era certo una lingua di popolo, ma solo una lingua per chi poteva permettersi un literator privato. Citando il polo nord celeste segnato dalla costellazione dell'Orsa, Varrone scrive: i greci chiamano questa costellazione Carro, mentre noi appelliamo tali 7 stelle septem triones. Poi aggiunge: triones sono chiamate dai bifolchi i buoi. Varrone quindi aveva associato il carro ai 7 bui che lo trainavano. Egli non aveva capito che in presenza di una consonante iniziale sorda T seguita da una liquida R, per una questione di metatesi e di eufonia, la vocale U si fa fuori. Perciò i tiriones erano i turriones. La grande torre nuragica costituiva la stella singola del cielo, che veniva chiamata Pula, trasposta sulla terra dei Sardi, come l'odierna città di Pula nel Cagliaritano, fu mutuata dai greci con un calco in polis. Le 3 stelle della cintura di Orione costituivano per questo una tripula. La tribula o forcone a 3 denti era la Tripoli capitale della Libia, come il Tribulan era la montagna dell'Alto Adige con 3 cime. Roma epica nasce su 3 colli come una tripula, nome troncato della sillaba finale in tribù, i 3 popoli che secondo la leggenda la fondarono. In Sardegna Orune da Orione con la sua cintura poggia il suo abitato ai piedi di 3 rocche, così come Patria da Patria, in cui è situato il Palatto, omonimo del Palatino romano. Su Alattu, costruito su 3 colli, si riscontra anche a Cuglieri, considerata nel periodo romano la Curulis Nova.
Anche il luogo santo è piantato su 3 colli, dimostrando la sua sacralità con il toponimo di Locus Santo. La Trebina si riscontra pure nelle 3 cime che sovrastano Monte Arci, nell'Oristanese, in cui è situato il più vasto giacimento di ossidiana. Il sardo Re Pula è la parentela stretta e il trighinzo formato da 3 spulas, il nucleo fondativo originario di una città. La stella più luminosa del carro minore, che oggi segna il polo nord celeste, è posta all'estremità della sua barra di comando e si chiama Polare, da Pula, come il villaggio di Pularisone nel comune di Belvì o Pularisoni nel comune di Gadoni. Il piccolo carro è tracciato da 7 stelle che disegnano una ursa, corrotta in orsa, che in origine possedeva una consonante iniziale C a sostegno della vocale U, cursa. Il carro da guerra era denominato curru, dal sardo currere, da cui è derivato il sostantivo curule, ossia la sella assegnata al comandante della cavalleria. La classe dei currelis trovava riferimento nei condottieri delle curie o delle curatorie, entità territoriali cui rispettivamente erano state divise la Roma repubblicana e la Sardegna antica. Curulis Vetus, Patria e Curulis Nova, Cuglieri, città dei carristi, devono il proprio toponimo al curru. Dice Tito Livio: l'uomo che attraversa la città su un aurato curru, un cocchio dorato, sale sul Campidoglio. Il timone del carro è costituito dalla barra fissata alla carena. La punta della barra è unita al giogo attraverso un anello, oggi di ferro, che in sardo viene detto bussu, da cui è derivata la bussola, lo strumento creato per segnare il nord. Con la precessione degli equinozi, la stella Cocab, che si trova in posizione opposta a quella polare e che segna la scocca del carro, ha indicato per diverso tempo il polo nord. La stella Cocab è un adattamento arabo al nome sardo Coco, che traduce il colore arancio, da cui il carro Cocchio ha acquisito il nome. Il manico dell'aratro, il timone del carro o le redini del carro vengono chiamati urbu, burbu, voce che rappresenta figuratamente anche il membro maschile. All'opposto, la urba, burba, è l'organo genitale femminile. In Sardegna per questo troviamo il villaggio nuragico di Surbale, a Tetti, e l'altopiano di Val di Urbara, a Santo Lussurgio. Il fenomeno linguistico secondo cui le consonanti B e V divengono intercambiabili si chiama betacismo. Perciò il binu o il vino sono sinonimi, anche quando per aferesi binu risolve in suinu. Una consonante viene chiamata liquida quando la R sostituisce la L nei nessi consonantici. Ad esempio, troviamo il sostantivo flore, fiore, nel nord dell'isola, opposto a frore nella Sardegna centro-meridionale. Nel caso volessi applicare il betacismo, potrei mutare il bulbo in vulva, cambiando la consonante B in V, compresa la desinenza finale A che dà il genere femminile. Allo stesso modo, se la liquida L muta in R, io posso trasformare con l'impiego del betacismo l'italiano bulbo nel sardo burbu e la vulva in burba. In altre parole, questi termini hanno una sola radice che muta dal maschile al femminile solo cambiando la desinenza finale. Tutto si svolge come in un gioco amoroso, in cui il maschio e la femmina ruotano avvolti uno sull'altra, come il rullo del telaio nell'ordito. Questo abbraccio della trama con l'ordito è tradotto in sardo, tra gli altri, con il nome di sorbu, sorbu. Sorbu in latino orbis, nominativo singolare, e orbi, dativo singolare, è in sardo l'amore figurato. La ruota del telaio orbita come un pianeta sul Sole, avvolgendo in amore il filo dell'ordito. Un domani avrebbe potuto dire Cattone il censore, forse scorderemo che Roma era in origine una tripula, nata su 3 monti, come la cintura di Orione, è divenuta poi durante la Repubblica una urba, che a Roma per volere del Senato chiamiamo urbe, dopo aver esteso l'abitato agli altri 4 colli, consacrandosi così a divenire sulla terra la costellazione delle 7 stelle del piccolo carro. Chi ha cinto la nuova lingua di Stato ha fatto in modo che si spegnessero man mano anche le stelle del firmamento per vedere nel cielo una sola luce.
Ne è conseguito che oggi i discepoli di Cristo, saliti al soglio pontificio per dispensare la benedizione Urbi et Orbi, non sanno che quelle parole vengono dalla memoria primordiale dei sardi e ignorano pertanto che Urbi giunga da Urba e Orbi da Orbu. Se solo sapessero che Urba è il luogo da cui nasce la vita e Orbu il cerchio in cui era chiuso l'amore, la benedizione Urba e Orbu sarebbe davvero planetaria, o meglio pulanetaria. In merito a ciò, l'indulgenza diverrebbe di conseguenza pulenaria e non plenaria. Saludos a tutti.